Buongiorno Lazzari, guardate dove siamo stamattina. Isola di Stromboli, dove c'è Iddu, il vulcano che dopo vedremo. Qui siamo nella piazzetta, il punto di ritrovo, con un panorama mozzafiato dove si vede lo strombolicchio e la chiesa qui di San Vincenzo. E da qui poi partono le stradine per arrivare nella Stromboli, quella più antica, quella alta, più vecchia, e da lì poi i sentieri per le escursioni ai crateri, al cratere dello Stromboli. Vedete questa casa? Apparentemente non vi dice nulla, vero? Invece pensate che in questa casa Ingrid Bergman e Roberto Rossellini nel 1949, durante le riprese del film Stromboli, amoreggiarono, quindi nacque questa storia d'amore tra il regista e l'attrice svedese americana. E come vedete questa casa adesso è in vendita. Guardate la targa. Ecco, in questa casa nel 1949 qui girarono il famoso film del neorealismo intitolato proprio Stromboli, e contemporaneamente nell'isola di Vulcano si girò il film Vulcano con Anna Magnani, che era la tradita, quindi tradita da Rossellini, e diciamo come risposta fu girato il film Vulcano nell'isola di Vulcano. La casa di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini è in vendita, se qualcuno è interessato a comprarla c'è anche il numero di telefono, vedete? Accattata villa. L'isola di Stromboli ha contato, pensate, persino 900 abitanti, 900, quasi 1000 abitanti, che poi si sono ridotti tantissimo. Almeno la metà, 10.000, emigrarono
e tantissimi emigrarono in Australia, tant'è vero che l'Australia è proprio detta l'8ª isola eoliana, e infatti ce lo testimonia anche questa insegna. Giovanni Stanco, australiano, e ci segnala in modo molto simpatico che per i prossimi 10 km incontreremo dei canguri. Poco probabile nell'isola di Stromboli, piuttosto incontreremo, a parte i turisti, molti cose marine, direi. Eccolo lo Stromboli, vedete? Iddu, come lo chiamano qui, Is in napoletano, Iddu, lui, quasi 1000 metri di altezza. L'isola di Stromboli, che è la più settentrionale delle isole Eolie, delle 7 sorelle, le isole Eolie, conta qualche centinaio di abitanti, di residenti, 300-400, forse anche 500 a volte arriva. E non è l'unico centro dell'isola vulcanica, perché dall'altro versante c'è l'abitato di Ginostra, che pensate è raggiungibile soltanto via mare, quindi non ci sono strade che collegano i due centri abitati, quindi solo via mare ci risiedono circa massimo 40 residenti d'inverno. Lo vedete? Sta alle mie spalle, Iddu. Pensate che questo vulcano nei secoli, negli anni, ha distrutto più volte l'abitato di Stromboli, ma più volte gli uomini pescatori, gli agricoltori soprattutto, lo hanno ricostruito puntualmente. Massimo rispetto per Iddu, per la natura, per quest'isola meravigliosa, quest'isola della Sicilia, del sud Italia, patrimonio UNESCO.